Mercoledì dalle 18:30. Perché la legge, bambino mio, ci dà accesso a tutto qua. Stiamo arrivando! Assoluzione dopo assoluzione dopo assoluzione. Con Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche RPL, canale 740. La tua radio. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. E diamo subito il bentrovato al professore Andrea Rognoni. Eccoci qua. Allora, buona Padania, buona Italia, buona Benacchi a tutti. Siamo nell'ambientazione stupenda di Genova Nervi. E chi ha il dono di Facebook e poi della radiovisione e di ogni tipo di podcast possibile e immaginabile vedrà sullo sfondo un pino marittimo e una palma in un clima davvero ancora estivo qua a Nervi, appunto attorniate da una vegetazione tipicamente mediterranea. Nervi è poi insomma la perla della Liguria, la perla storica che ha ospitato tantissimi VIP dal 700-800 in poi, francesi, russi, inglesi e quant'altro, e naturalmente noi siamo qui per goderci un fine settimana che evidentemente sempre all'insegna della cultura e dell'arte, come recita questa stessa trasmissione. Nella seconda parte noi parleremo di René Guénon, un grandissimo personaggio che ha dato tanto alla tradizione, alla cultura e alla filosofia e all'esoterismo, ma lo faremo intervistando un esperto, uno studioso che si chiama Roberto Priora, già presente qualche volta sulle onde di questa radio RPL. Prima però parliamo sicuramente di argomenti molto attuali come il Salone del Libro che riparte dopo il Covid, il Salone del Libro di Torino. Parliamo di altri libri importanti che sono usciti, come soprattutto Una donna a Berlino, edizione Italia Storica, altri flash sulle mostre. Prima ancora però un necrologio che riguarda Elio Pandolfi, attore più che novantenne, passato a miglior vita. È stato all'inizio, diciamo, della sua carriera romano, è stato soprattutto un esponente del varietà, con quelli che erano i canoni classici del varietà. Ha lavorato con tantissimi personaggi tipici dell'avanspettacolo. Poi è passato al teatro più classico e via via all'operetta e alla televisione, dove ha tenuto dei programmi assieme a Raffaele Pisu, a De Vico, ad altri personaggi tipici della televisione anni 60, 70, 80. Poi in coppia con Antonella Steni, con la quale ha lavorato tantissimo e bene, anche in teatro naturalmente, personaggio molto eclettico, molto volubile dal punto di vista anche della sensibilità per riuscire ad adattarsi a ruoli sia dal punto di vista attorale, della conduzione radiofonica, anche per esempio fu un protagonista di Gran Varietà con Johnny Dorelli, eccetera eccetera. Elio Pandolfi con una voce leggermente in falsetto e individuabile sul piano soprattutto dell'intrattenimento, della capacità di affabulazione che era tipico di questo personaggio. È passato a miglior vita tenendo banco comunque e, come dire, palco fino quasi agli ultimi anni, in età avanzata, dopo che l'Antonella Steni se n'era andata già da diverso tempo. Il Salone del Libro dal 14 al 18 ottobre, in questi giorni impazza a Torino, è il primo Salone del Libro dopo il Covid e dopo che era stato bloccato nel 2020 per i noti motivi. Il Salone del Libro è sempre un appuntamento molto importante. Voi sapete quanta querel, quanta
così forma quasi di nervosismo isterico c'è stato a proposito tra Milano e Torino, perché Milano voleva insomma in qualche modo riappropriarsi del salone, ma non ce l'ha fatta, tanto che addirittura per 2 o 3 stagioni c'è stata una fiera del libro milanese a Rho Fiera, ma poi è andata in fumo, e siamo così ritornati al classico Salone del Libro, che poi quest'anno diciamo è impostato ovviamente su Dante, dal titolo quindi A rivedere le stelle. Il logo riproduce un bel disegno appunto di una presenza femminile che cerca la luce in alto, perché indubbiamente la lezione dantesca, diciamo rivista anche in una chiave postmoderna, non può che essere quella di rimettersi in contatto con le stelle, con il mondo della luce. Tra l'altro ne parleremo di questo argomento anche nella seconda parte, quando affronteremo René Guénon e i suoi libri. Bene, il Salone del Libro si ripresenta in maniera soprattutto nazionale, con una forte sottolineatura riguardante Cesare Pavese, uno scrittore piemontese di cui abbiamo parlato tantissimo e che ha meritato una sezione in particolare con molti dibattiti, molti approfondimenti, e naturalmente rilancio di tutte le opere di Cesare Pavese, che è un autore carissimo, bravissimo, che ha fatto tanto, nonostante la breve vita, per la cultura, per le tradizioni sia italiane che padane. È stato un protagonista anche della Casa Editrice Einaudi, che ovviamente a Torino non può che essere il fulcro indimenticabile di tanta operosità e di tanta volontà di ricollegarsi al meglio della tradizione letteraria anche internazionale. Non dimentichiamo che Pavese fu anche traduttore, insieme a tantissimi altri delle Einaudi, di opere di autori americani e quindi di autori anglosassoni americani che per la prima volta riuscirono a essere letti da noi. Poi c'è dal punto di vista proprio architettonico e di ambientazione interna la famosa Torre dei Libri, che è diventata già presente prima del Covid, ora è stata abbellita ed è un monumento interno al salone, dove appunto la gente può in qualche modo scalare quasi idealmente piano dopo piano tutti i libri del mondo e dell'universo. Tantissime poi le iniziative che non vi sto a raccontare e a dire, proprio perché soltanto arrivando in questi giorni, ripeto, tra il 14 e il 18 fino a lunedì prossimo, dentro il Salone del Libro a Torino, ci si accorge appunto di quanto la produzione libraria sia stata paradossalmente avvantaggiata dal Covid per un recupero di quella dimensione proprio del rapporto fra l'io e la lettura, che era stata quasi dimenticata e che ora appunto grazie possiamo dire, o a dispetto appunto di questa clausura, come dicono i tedeschi, molto pesante, ha fatto breccia appunto nei cuori e nelle menti. Doveva essere un salone di recupero della nazionalità e della sovranità italiana, ma così non è stato, perché comunque negli ultimi momenti il direttore Nicola La Gioia ha poi ricontattato tantissimi autori esteri che verranno appunto a parlare al salone stesso, portando i loro libri, la loro esperienza e quant'altro. Naturalmente grande festa di tutti gli scrittori che in questo momento impazzano nelle librerie e che avranno poi il loro momento di gloria nel giro di questi 4 giorni. È sempre difficile al Salone del Libro star dietro a tutti, proprio perché esistono in contemporanea delle conferenze di tanti scrittori che insomma si bagnano il naso l'uno rispetto all'altro. Poi ancora va segnalato il fatto che ci sono delle mostre presenti, quindi anche di quadri o di altre opere artistiche, presenti in alcuni stand appunto che allietano il tutto, quindi non solo libri, ma certamente anche arte, cultura e tradizioni. A proposito di libri, invece, parliamo di un libro appena uscito quest'estate, della Casa Editrice Italia Storica. Il titolo è Una donna a Berlino. Chi è l'autrice? L'autrice è una anonima,
così appunto leggiamo nel frontespizio, perché questo personaggio è un personaggio che non voleva fare la scrittrice, ma semplicemente è un personaggio che ha vissuto negli ultimimissimi anni della guerra un momento tragico che viene descritto ampiamente nel libro e riguarda lo stupro collettivo a diverse donne tedesche attuato dai soldati dell'armata russa. Un libro che dimostra quanto appunto all'interno della dinamica militare della seconda guerra mondiale c'era appunto una parte, diciamo, a fronte delle orrendi strage e nocumento proprio fisico portato dal mondo tedesco attraverso il nazismo, c'era anche dall'altra parte un'organizzazione che non andava tanto per la leggera e aveva degli atteggiamenti anche nella cosiddetta liberazione. Si parla della liberazione di Berlino, naturalmente, liberazione dai tedeschi, ma attuata anche dai russi attraverso un'armata rossa avida di sangue e anche molto pronta per evidenti problemi così fisiologici gestiti male da parte dei soldati russi, pronta appunto a sfruttare al massimo il corpo femminile. C'è una telefonata di Lisetta, pronto? Lisetta Sì, Alberti, prego. Buongiorno professore, scusi se la disturbo. Allora io volevo dirle questo oggi, visto che si parla tanto di Trieste, fra 10 giorni, cioè sarebbe l'anniversario 26 ottobre 1954, quando Trieste ritorna italiana. Cioè una pagina, professore, della nostra storia da non dimenticare, anche questa. È d'accordo? Certamente. Allora, Insomma... nella Prego, primavera, e io adesso le narro, stava dicendomi qualcosa? No, Trieste è una città importante, prego. Appunto, che anche la televisione italiana non la nomina mai, purtroppo, solo in questi giorni perché è costretta a nominarla. Allora, nella primavera del 1945 la seconda guerra mondiale stava volgendo al termine e la questione dei nuovi confini da assegnare all'Europa sconvolta dal conflitto teneva banco. Su quello orientale italiano ci fu una corsa ad accaparrarsi i territori tra gli alleati che avevano risalito la penisola e le truppe del comandante comunista Tito, artefice della liberazione della Jugoslavia dai nazisti. A Trieste arrivarono per primi i soldati neozelandesi, subito dopo quelli slavi, reduci dalla conquista dell'intera Istria. Le truppe alleate erano riuscite a occupare una zona poco più larga dell'attuale confine, mi sembra. Tito aveva invece piantato la bandiera su gran parte di quella che fino al 1924 era considerata Italia. La questione a questo punto diventava di competenza dei diplomatici. Alla fine il professore del 1946 venne deciso di dividere il territorio libero di Trieste, nato sotto la protezione ONU, in due aree, cioè la zona A con Trieste e circa 300.000 abitanti, gran parte italiani, mi sembra, amministrata dagli alleati, quella B con circa 60.000 abitanti, la cui maggioranza sempre italiana, in mano agli jugoslavi. Con il Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 questa situazione fu legalmente definita e per i 7 anni successivi cominciò un lungo stallo, durante il quale non mancarono momenti di tensione, con gli eserciti schierati sui confini tra le due zone di influenza. Per anni di governo termino italiano cercò di trovare la soluzione per far sì che anche la zona B fosse tolta dalla Jugoslavia. Non ci riuscì. Il 5 ottobre 1954 le parti sottoscrissero il memorandum di Londra con cui veniva accettata la situazione di fatto. La mattina del 26 ottobre 1954, salutato da una folla festante, l'esercito fece il suo ingresso in città e Trieste ritornò italiana. Tutta qua, grazie. Saluta e buona giornata. Grazie, buona giornata. È un punto interessante che riguarda proprio quella scia che si trascinò dietro la seconda guerra, a partire dalla fase conclusiva, evidentemente, laddove a fronte di tante brutte vicende, diciamo sotto la regia
del nazifascismo, e ci furono anche delle cattive scelte, violente, efferate, innominabili per certi aspetti, come le foibe proprio nella zona vicino a Trieste, o proprio come gli stupri di massa, vi stavo dicendo, da parte del mondo comunista, organizzato evidentemente attraverso un esercito che sì, aveva come obiettivo la liberazione dal cappio opposto, appunto nero-bruno, però poi conduceva dei comportamenti, degli esercizi ginnici di tremenda spietatezza. E infatti il libro, ripeto, il libro è intitolato Una donna a Berlino, descrive come questa donna, che vuol rimanere anonima, appunto, fu sottoposta a terribili stupri, violenze, vide altre violenze naturalmente, siamo alla fine della guerra, da parte proprio di questa maledetta Armata Rossa. Quindi la riflessione a cui induce il libro è quella proprio di ritenere quei tempi, poi la scia andò avanti ancora per tutti gli anni 40, si pensi al Triangolo Rosso emiliano, si pensi ad altri episodi, appunto Titini e quant'altro, che dimostrarono quanto appunto dal punto di vista di un certo comunismo, di un certo social comunismo, appunto, si finiva appunto col cadere negli stessi errori, nella stessa barbarie appunto che era stata attuata dall'altra parte. E questo val bene ricordarlo, diciamo magari anche a 80 anni di distanza quasi, perché appunto se no non si capisce la storia, o non si vuole ammettere che la storia è molto più complessa di come magari viene raccontata. Quindi il libro è bellissimo e commovente, perché abbiamo una ragazza giovane appunto che è costretta appunto, possiamo dire, per sopravvivere, era anche oggetto di vendetta, perché lei aveva denunciato questi comportamenti tenuti da alcuni componenti dell'Armata Rossa nei confronti di alcune donne tedesche e berlinesi, che venivano viste proprio come degli oggetti da usare, e proprio per aver denunciato questa situazione fu poi oggetto a sua volta da parte dei vertici di questa contingente russo dell'Armata Rossa presente a Berlino, di queste efferatezze, di queste brutalità che ovviamente la segnarono per l'intera esistenza. Ecco, quindi il libro, appunto, ricordo, Una donna a Berlino, edizioni Italia Storica, Genova. Adesso entriamo per gli ultimi minuti della prima parte, e poi mi dica il regista, perché io faccio fatica a vedere il tempo, a misurare il tempo, so che manca ancora qualche minuto. Appunto parliamo di mostre, e vi dico subito una mostra da non perdere a Novara. A Novara è quella al Broletto, che parte martedì 19, Anabasi, con le bellissime produzioni artistiche di Maurizio Laigeb. Maurizio Laigeb l'abbiamo già citato diverse volte, è stato ospite nel novembre scorso di una bella puntata di Cultura e Arte in cui ha raccontato tutte le sue esperienze etnoantropologiche in giro per il mondo. Adesso abbiamo addirittura una esperienza di tipo artistico, lui con la sensibilità che si ritrova, molto creativa, quindi non soltanto di studioso ma anche di artista, è riuscito a imbastire questa personale al Broletto di Novara, nella prestigiosa sede. La volta scorsa abbiamo parlato della storia di Novara attraverso la voce di Emanuela Fortuna, adesso appunto ritorniamo ancora a Novara, perché questa mostra non è assolutamente da perdere. Il livello artistico è altissimo di Maurizio Laigeb, e ci sono delle produzioni che hanno anche a che fare con la sua esperienza nei territori del terzo, quarto, quinto mondo, appunto, quindi attraverso una visione anche etnografica, antropologica di tutti i popoli della Papuasia, per esempio, o del Sud America, che lui è andato effettivamente a visitare.
e la mostra dura qualche giorno e inizia appunto martedì 19 ottobre al Broletto di Novara. Un'altra mostra interessante che si tiene invece a Genova è quella relativa ad Andy Warhol. Andy Warhol, il grande interprete, soprattutto negli anni 60 e 70, della nuova arte legata alla pubblicità, ritorna in Italia, appunto a Genova, qui a pochi chilometri da dove vi stiamo parlando, con alcune novità, anche alcune produzioni che non erano state ancora pubblicizzate abbastanza bene nelle precedenti mostre italiane. Andy Warhol è colui che è riuscito per esempio a immortalare Marilyn Monroe in una straordinaria opera artistica, regalando soprattutto all'arte contemporanea il concetto fondamentale che oramai esiste un tale legame fra pubblicità, quindi icona e immagine collettiva anche ad uso commerciale, spettacolo, musica appunto e arte in senso classico, che non si può più fare a meno di lavorare proprio su questo versante e su questa forma. Certo, la vita di Andy Warhol è stata molto avventurosa e piena di sorprese, naturalmente legate anche a tutta una serie di vizi, in senso ampio del termine, che egli gestiva, ma sempre alla grande, in una maniera molto atipica e molto effettivamente originale. Poi nei prossimi tempi, nei prossimi giorni, noi sicuramente avremo modo di ritornare su questa mostra che si prevede sicuramente di larghissimo successo a Genova, ridando poi che inizierà soltanto appunto a novembre. Avremo modo di riparlarne in termini anche precisi di orari e quant'altro. Adesso entriamo in medias res sull'argomento che sarà sviluppato nella seconda parte, perché è una scelta che abbiamo fatto ben ponderata su un personaggio assolutamente unico nel suo genere, che è appunto René Guénon. Abbiamo convocato per radio un esperto, uno studioso, perché parlare di René Guénon non è facile per tantissimi motivi. René Guénon è stato uno studioso, esoterista, storico delle religioni, storico della tradizione, nato nell'1887 e morto poi nel 1951, quindi ricorrono gli 70 anni dalla morte, ma soprattutto ricorre il centenario della prima opera, ecco, che risentiremo poi nel titolo preciso dal nostro ospite, che diede inizio appunto a un trentennale eccezionale tra il 1921 e il 1951, quando poi morì, che effettivamente ha permesso di produrre, attraverso appunto l'opera e la volontà e il genio di questo personaggio unico e irripetibile che è stato appunto René Guénon, qualcosa appunto che rimarrà per sempre. Tenete conto che è stato operato un attacco brutale nei suoi confronti da parte del matematico Di Fredi. Adesso c'è il break, ci sentiamo dopo. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche RPL, canale 740. La tua radio. Un suono così non l'hai mai sentito, baby. Da Plus, molto più di quello che credevi. Programmi, musica, multimedialità. Da Plus, suono nuovo di alta qualità. Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
Dal 1849 Brescia è la leonessa d'Italia perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai. La Sargom di Rodengo Saiano Brescianissima è sempre più forte per vendere, lavorare e trasformare articoli gomma plastica tecnico-industriali. Alla Sargom, via Gaetano Bertoli 15 Rodengo Saiano, Brescia, troverete nylon, derlin, PVC, silicone, Vulcolan, plexiglass, policarbonato sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Radio RPL, per la seconda parte di Cultura e Arte restituiamo la linea ad Andrea Rognoni. Eccoci qui, siamo nuovamente in diretta da Genova Nervi, il piccolo paradiso terrestre del Mar Ligure. Ebbene, abbiamo un ospite che è un grande studioso proprio di René Guénon. Con noi via telefonica Roberto Priora, filosofo, metapolitico, studioso molto preciso, arguto e profondo di personaggi che hanno fatto la storia della tradizione, la storia delle dottrine politiche e quant'altro. Fra questi c'è anche proprio René Guénon. Ecco Roberto, ci sei? Pronto Roberto? Ciao Andrea e buongiorno a tutti. Perfetto. Allora io prima della pubblicità ho citato il fatto che quest'estate, è vero, in un articolo, il noto matematico, è vero, molto noto al pubblico televisivo, Odifreddi, ha voluto offendere il ricordo, la memoria di questo grandissimo personaggio che è René Guénon, appunto, parlando poi delle produzioni Adelphi, perché in Italia la traduzione delle opere di René Guénon, che era francese, poi ha vissuto anche in Egitto, eccetera, ma insomma è stata ripresa proprio dalle edizioni Adelphi e secondo Di Freddi, appunto, dal suo punto di vista non era degno di essere pubblicato per tantissimi motivi. Ma adesso, al di là dei motivi personali che hanno portato Di Freddi a una simile affermazione, noi vogliamo capire meglio l'opera a 100 anni dall'esordio, dal libro d'esordio, proprio quindi 1921, del grandissimo René Guénon. E ci interessa prima di tutto, Roberto, soprattutto il rapporto di questo grande autore della tradizione e dell'esoterismo, della spiritualità, con il mondo identitario. A te la parola, Roberto. Va bene, allora innanzitutto grazie Andrea per avermi invitato e sono onorato di poter parlare del grandissimo maestro René Guénon, anche se questa è una grande responsabilità per me. Inevitabilmente dovrò essere sintetico nell'esposizione, ma vorrei sottolineare che questo non vada preso per schematismo semplicista, ma come un'occasione per mettere al centro della riflessione culturale che meritoriamente le tue trasmissioni portano avanti dei valori importanti e sollecitando anche ad un approfondimento. Lo scopo del mio intervento non è quindi pontificare su cosa ha detto Guénon, a cui rimando lo studio profondo di tali tematiche, ma ragionare sull'importanza delle sue opere oggi, proponendo elementi di riflessione su cui lavorare. Potremmo dire che in questa sede la prospettiva è metapolitica identitarista, ovvero ci muove sui presupposti di un modo di vedere la politica e l'essere umano con riferimento a ciò che è più profondo, a ciò che Guénon appunto chiamava metafisica. Infatti ci tengo a sottolineare che lo studio delle opere di Guénon si inseriscono in un percorso spirituale sapienziale esoterico ed esoterico, serio e profondo, saggio, e quindi vanno assolutamente separate da speculazioni indebite che spesso si sentono in giro. Quindi per prima cosa bisogna dire che non sono la bandiera di sedicenti antimodernisti che si trincerano dietro la sua figura per sfogare il loro risentimento, ma al contrario è la scelta esistenziale di voler conoscere a fondo la vita e ciò che è più che vita.
Una scelta che va fatta con, a mio avviso, con coraggio, equilibrio, saggezza e gratitudine e moralità. Questo non piacerà alle elite progressiste, soprattutto agli odifreddi che prima hai citato, che parlano di cose che non conoscono. E come ho già detto in un'altra trasmissione, è a mio avviso opportuno opporre una riflessione intelligente sul piano metapolitico, anche sul rapporto tra religiosità e identità dei popoli, che è un macro tema. Per questo è meritorio aver messo Guénon nel panteo della tua rivista Idee per l'Europa dei Popoli, assieme a autori come Julius Evola e Mircea Eliade. Potremmo dire che Idee per l'Europa dei Popoli, ma anche Terra Insulae, recepiscono un'influenza di una inculturazione tra studi tradizionali e riflessione filosofica sul destino d'Europa. Perché questo è il nucleo del mio intervento, ovvero il rapporto tra spiritualità e identità dei popoli, che è un tema enorme. Più in generale possiamo dire che le opere di Guénon escono in un contesto caratterizzato da quella che è stata chiamata la letteratura della crisi. Infatti, finita la Belle Époque, con la tragedia della Prima Guerra Mondiale, una parte cospicua dell'intellettualità europea si chiese se effettivamente, invece di un progresso, si stava andando verso un regresso dell'umanità. Accanto a questo filone, di cui ricordiamo autori come Ortega y Gasset, Spengler, vanno citate le opere di René Guénon, con la loro peculiarità. Infatti, in primo luogo, il contributo delle opere di Guénon alla cultura europea hanno un taglio fortemente esoterico. Infatti il maestro riprende un filone esoterico che si ritrova già in Marsilio Ficino, su una sapienza iniziatica segreta che avrebbe generato le varie dottrine spirituali oggi esistenti. Sotto questo aspetto in Guénon è presente questo tema, parla di una tradizione primordiale che lui definisce polare, sarebbe tra l'altro anche molto antica, arcaica, il cui deposito, secondo le leggi che governano i cicli cosmici, si sarebbe mantenuto maggiormente in Oriente, mentre in Occidente si sono perse quasi completamente le tracce. Con questo non bisogna pensare che il mondo asiatico sia immune alla decadenza di quello che è stato chiamato il Kali Yuga, quindi questa fase di decadenza, di età oscura, ma in tale realtà sicuramente resiste questo deposito. La proposta di Guénon è particolarmente impegnativa. Fin dal suo primo testo si rivolge a Sanatana Dharma, conosciuto come induismo, e successivamente, dopo aver criticato le contraffazioni teosofiche e spiritiste, studia le fonti di una conoscenza esoterica e metafisica basandosi sul Vedanta, secondo Shankara, e illustrando le fonti con opere che spaziano da varie fonti orientali, anche taoiste, sufi, utilizzando anche un simbolismo matematico e geometrico. Troviamo anche una lettura esoterica della Divina Commedia di Dante. E in questo contesto vanno collocate le due opere che vari studiosi della letteratura della crisi inseriscono, che è Crisi del mondo moderno e Regno della quantità e segno dei tempi, che fanno il punto dello stato di crisi attuale che ha purtroppo nell'Occidente il suo epicentro. Posso dire che, collegate alle opere di Guénon, ricordiamo il contributo di Evola, che riprende molti studi di Guénon con un taglio più esistenziale e metapolitico e con opere più centrate su possibili vie per l'occidentale, come il buddismo, il tantrismo e la via ermetica. Ma ci tengo a dire che sono stati vari studiosi che hanno seguito Guénon, e citerò Ananda Coomaraswamy, Marco Pallis e Titus Burger e tanti altri. Guénon ha fatto un lavoro che richiama le fonti di questa sapienza, lasciando aperto il dibattito sulla realizzazione. Scusate il disturbo, c'è
un aereo che sta passando, perdonateci. Sì. Ripeti il concetto, scusa, Roberto, è stato un po' di disturbo. Pronto? Sì. Allora dicevo che Guénon ha fatto un lavoro che richiama alle fonti di questa sapienza, lasciando aperto il dibattito sulla realizzazione iniziatica, che sarebbe un tema anche molto complesso. Potremmo dire, dopo questa breve considerazione, che le opere di Guénon e del tradizionalismo integrale sono contributi propositivi di chi, partendo dalla perdita dei valori importanti della vita, voglia ricercare la verità. Per noi identitari questa riflessione tra Europa dei popoli e tradizione è importante, ma ci tengo a precisare che tale tema va scandagliato con accuratezza, rigore, evitando, come è avvenuto in passato e purtroppo anche in presente, che prenda declinazione di rifiuto distruttivo del mondo in cui si vive, una legittimazione a fantasie complottiste e paranoiche, frutto di una natura che nulla ha di spirituale e di erudito. Correnti che potremmo definire neopatriotiche, come le riviste Idee per Europa dei Popoli, Terra Insubre, il think tank Il Talebano, hanno dato un contributo costruttivo in tal senso, creando un ponte tra tradizione e identitarismo, senza ovviamente snaturare il concetto di tradizione. Direi questo direi essenziale. Sì, ecco, tra l'altro citavi anche Evola, rivolta contro il mondo moderno, c'è anche in Guénon un certo scetticismo nei confronti di tutta l'esito della modernità, che poi conosciamo benissimo, perfettamente nella sua degenerazione, no? Quindi un ritorno al classico che egli intravedeva sia in Occidente come necessario, sia in Occidente sia in Oriente, no? Da questo punto di vista. Quindi quali sono poi le prospettive, Roberto, che in futuro sono ancora interessanti per riuscire a rilanciare definitivamente l'opera di questo uomo straordinario che è stato René Guénon? Dunque, allora, le opere di René Guénon hanno avuto una grande influenza sulla cultura europea, anche se non in una dimensione di massa, ma ne è nato un dibattito tra sostenitori e detrattori che è ricco e complesso. Io direi che in questa sede mi limito a segnalare alcune riflessioni per uno studio proficuo di René Guénon e in generale della tradizione. Queste riflessioni ruotano su un macro tema che è il rapporto Occidente e Oriente, che poi si intreccia col concetto di sacro e secolarizzazione. Sia nella nostra storia, sia soprattutto oggi, perché questo è il punto. Infatti Guénon sostiene che la filosofia greca e il cattolicesimo hanno solo parzialmente elementi tradizionali, che sarebbe un sapere più antico e più vasto che deriverebbe o sarebbe conservato in Oriente. Sotto questo aspetto, da questa affermazione ne deriva spesso una malintesa orientalizzazione. La mia tesi, è una tesi personale di cui mi assumo la responsabilità, che si tratta di riscoprire e attualizzare il concetto di Eurasia, che è presente sia negli studi tradizionali, che prima ho citato, ma anche esplicitamente trattata da Giuseppe Tucci e alcuni suoi allievi, alcuni dei quali sono anche dei maestri spirituali. Ovviamente si tratta di un'affermazione che per essere adeguatamente affrontata meriterebbe di essere esplorata con domande metodologiche. La prima domanda che può essere fatta: ma cos'è la religiosità nell'umanità e perché c'è stata la secolarizzazione? Può sembrare una domanda banale, ma in realtà è molto complessa. Per questo mi permetto di consigliare i testi di Julien Ries e Mircea Eliade, che hanno persino trattato delle enciclopedie, per affrontare questa tematica, diciamo, a 360 gradi. Il secondo aspetto, che a mio avviso
su cui la seconda domanda per approfondire l'affermazione di René Guénon, che appunto sostiene che la parte migliore del pensiero greco viene da Oriente, eppure il cristianesimo extraeuropeo, e il fatto che la tradizione è un concetto più antico e più universale, ha questo baricentro verso est. Allora la mia domanda è questa: ma possiamo allora parlare di radici spirituali eurasiatiche? Ma il grande orientalista Giuseppe Tucci e alcuni suoi allievi ne parlano anche in termini attuali. Infatti si è parlato, un allievo appunto di Giuseppe Tucci ha parlato sotto questo aspetto di movimenti neocontemplativi anche orientali di oggi. Quindi io pongo la domanda: perché molti occidentali cercano vie orientali? La via mistica occidentale, la via contemplativa, cosa risponde? Siamo sicuri che un confronto tra vie, contemplative occidentali sia solo antinomico? Le vie contemplative che conoscenze insegnano? Che cos'è l'uomo per esse? Ovviamente sono domande enormi, ma a mio avviso sono importanti per studiare questi temi. Quindi io ho posto queste domande come metodo, su cui lavorare. Per quanto riguarda l'identitarismo a sfondo leghista, cui avevo trattato nella prima trasmissione, ricordo che esiste un filone celtista cisalpino che interessa anche altre realtà etniche arcaiche padane. Qui invito alla lettura della rivista Terra Insubre, i libri di Stefano Spagocci e anche di Renato Del Ponte, dove posso segnalare elementi di indubbio interesse per una più completa storia della religione, anche più antica rispetto al cristianesimo. Per questo riformulo un po' la questione, anche se non vogliamo credere a una tradizione primordiale. A mio avviso il tema delle radici spirituali dei popoli e dell'attualità del rapporto uomo-religioso-secolarizzazione, per usare un termine di Mircea Eliade, meriterebbe a mio avviso di essere affrontato in una cornice più vasta e più profonda. Con tutto ciò io non voglio affatto rinnegare il ruolo delle radici classiche cristiane, sia ben chiaro, né perdermi un generico eurasiatismo. Intendo semmai sollecitare, partendo da uno studio saggio, accurato, un dibattito culturale propositivo. Perché qui non si tratta di speculare in modo improprio di esoterismo o piegarlo alle proprie logiche ideologiche, ma guardare oltre quell'immaginario appiattito di Occidente che ci propongono. Noi identitari amiamo l'Europa dei popoli, rispettiamo tutti i popoli, ma non accettiamo la distruzione culturale e spirituale e al contrario reagiamo con un nuovo patriottismo. Quindi, volendo concludere il mio intervento, voglio sottolineare che le opere di René Guénon non sono mera erudizione o filosofia per sognare un mondo diverso, dimenticando così le proprie frustrazioni, magari sognando, come fanno molti, un Islam a propria immagine e somiglianza, o sono una fiera di vanità o sproloqui. Non è assolutamente questo, ma è un arricchimento alla conoscenza delle nostre radici europee e dell'uomo in sé, e un invito alla ricerca del bello, del buono e del vero, con umiltà, coraggio, saggezza e devozione. Ma credo che la cosa migliore, per concludere, sia applicare il detto di Confucio, che il dito serve a indicare la luna, guai a confondere il mezzo col fine. Così potremmo dire che le opere di Guénon vanno comprese a fondo e non solo imparate in modo schematico, distorcendo ciò che indica il maestro con le proprie fantasie. Direi che questi sono i macro temi su cui ho cercato di portare l'attenzione. Mi scuso per gli eventuali limiti di questa sintesi, che non vuole certo essere esaustiva, ma vuole porre al centro dell'attenzione dei temi importanti su questi due assi, quindi il tema dell'homo religiosus e il tema dell'identità dei popoli. Direi questo sono le cose a mio avviso importanti. Quindi, siccome appunto per uno che magari non conosca l'opera di Guénon,
e insomma inizi a lavorarci sopra. Quali sono i libri che sono in gran parte editi da Adelphi, ma non solo, ma in gran parte? Quali sono i libri, i titoli da prendere in considerazione per abbordare Guénon, Roberto? Giusta domanda. Allora, la cosa migliore è, a mio avviso, studiare le opere di Guénon andando in ordine cronologico, come sono state, secondo come sono state pubblicate. Per orientarsi su questi temi, io consiglio sicuramente i testi di Piero Divona, a partire dal primo testo che è Evola, Guénon e De Giorgio, che è un po' una mappa per orientarsi su questi temi. Per la verità Piero Divona, che purtroppo è mancato, ha scritto diversi testi sul tradizionalismo, ma però direi che affiancare le opere di René Guénon con gli studi di Piero Divona è sicuramente utile. Poi è sicuramente utile anche affiancare lo studio delle dottrine orientali, perché gli studi di Guénon si fondano, danno per scontato anche tutta una serie di conoscenze di questo tipo. Io direi quindi, ma soprattutto Scusa che sta passando un treno, sì. Un attimo che poi siamo in conclusione. Certo. Ecco, allora Roberto, i titoli dei libri, il simbolismo della croce sicuramente, poi quali altri libri proprio scritti da Guénon tu consigli, oltre al simbolismo della croce? Il primo libro, secondo me, vi consiglio tutti i libri. Il primo libro da leggere e da riflettere soprattutto è sicuramente Introduzione allo studio delle dottrine indù, di cui proprio sono 100 anni dalla lo ripeto, Introduzione allo studio delle dottrine indù. Sì, quello poi è un testo di base metodologico, assolutamente importante, da affiancare anche allo studio appunto delle dottrine orientali e indù, direi. Quindi come per orientarsi sui temi di Guénon, da affiancare appunto i lavori di Piero Divona. Direi il primo testo è appunto un testo anche abbastanza sostanzioso anche in termini di voluminosità, che è quello appunto di Piero Divona, Guénon, Evola e De Giorgio. Poi inviterei a leggere le opere di Guénon appunto nell'ordine nel quale sono usciti, e quindi poi c'è il testo sulla teosofia, c'è quello sullo spiritismo, poi ci sono i testi più metafisici sull'uomo divenire secondo il Vedanta. È interessante anche affiancarlo allo studio di Shankara, ci sono delle opere in italiano di Shankara. Poi anche il simbolismo della croce, stati molteplici dell'essere. Interessante anche l'esoterismo di Dante, dove c'è tra l'altro anche un'ampia nell'anno dantesco l'esoterismo di Dante, per capire veramente Dante è importante. Sì, ci sono anche vari studi anche su questo tema. E siamo in chiusura, Roberto, purtroppo la trasmissione è finita. Io ti ringrazio tantissimo. Leggete Guénon, chiedete in libreria le opere di René Guénon o quanti altri studi fatti da altri su René Guénon. Viva René Guénon, grande illuminato a cavallo fra i due secoli, morto esattamente 70 anni fa. Un grande abbraccio padano a tutti, dobbiamo chiudere, a risentirci. Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il